e denari, ci fa subito immaginare come questi tre elementi sono il nocciolo di questa rappresentazione. La storia è ambientata agli inizi degli anni 60, ma come tutte le storie, o meglio le commedie, trovano collocazione, luogo, tempo nella mente di ognuno di noi. Quindi non c'è riferimento ben preciso, se non quello che ognuno vuol dare. Tutto inizia in una famiglia povera, composta dal padre Luigi, interpretato da Carmelo Vitellaro, che è un giurnataro, dalla madre Santa, interpretata da Maria Carmela Parsi, che aspetta impaziente il marito, e dal figlio fannullone Enrico, interpretato da Pino Lantro, che è la disperazione del padre. Vicini a questa famiglia, più per interesse che per amore, sono una coppia, composta dal fratello di Luigi, che si chiama Totò, interpretato da Carmelo Scibetta, e sua moglie Paolina, interpretata da Laura Noto. Ma tutto si complica e si intreccia con l'apparizione in scena della signorina Evelina, interpretata da Rita Lantro, e dalla sua dama di compagnia Assuntina, interpretata da Giusy Mattina. Figure di secondo piano, ma che portano delle svolte alla commedia, sono il postino, il dottor Gilberto e il notaio, interpretati rispettivamente da Paolino Pardi, Nino Pardi e Gero Mantione. Colpi di scena ed effetti speciali danno alla commedia quella vivacità che mantiene desto l'interesse di tutti voi. Per la parte tecnica ricordiamo che la scenografia e le luci sono state curate da Pino Chiparo, l'aiuto scenografo da Sandra Lucciglio, la realizzazione del filmato e gli effetti speciali da Giovanni Chiparo, i costumi da Maria Maniscalco, il trucco da Lina Salamone. Sono assistenti di scena Anna Grizzanti e Carmine Caltagirone. La regia è di Rita Lantro. Hanno inoltre collaborato per la riuscita della serata Gisella Di Liberto, Nino Mingoia, Angela Locci, Cristoforo Noto, Angela Tona, Franco Carruppa, Giuseppe Noto e Simodetta Patella. Un grazie naturalmente va a tutti voi e buon divertimento.
assunta, lo ponte Cechereno. Piuttosto, poi come le prepara? In padella o in pentolino? Sapete che ci detto? Qualche giorno, se tu vieni, hanno a fare una pena che ti guida, a mangiare un giorno brodo e a pure mangiare uova e sempre. Ma il pizzo del disgraziato e fetoso cacciatore, ma la finisce di parlare da così, senza pensare a che ti scricchia di sta urca. Ma queste mani, prima tocco il culo alla lattina, poi tocco il cammino, per E favore. tu te le devo mangiare. Ma lei non lo capisce come si può comenate. Che c'è? Non c'è Natale, ma c'è già la signore, no. Chi mai c'è da come c'è? E poi scusa mia, meglio mangiare ova e non pane e cipolla. Sbaglio c'è, almeno una volta cantiamo, sempre ova, e basta. Invece di parlare a bambera, perché un essere umano che ti va a circongiavaglio? Pezzo della zalone condriana. Ora basta, scusa, mi sentiamo, mi stanno cacci. Ti stanno ora basta. Ah, quante cose da riscaldere. Ma mi voglio stare muta perché sta benissimo papà. E finisce malamente. E pure, ma con che se te mangi per mazzone? Mi lavo le mani. Lavatelle. Mi lavo le mani. Disgraziato cacciatore. E chi voleva la pizza, la pizza. Oh, pomodoro un coppeta. E chi voleva la pizza. Lei. Ova. Lei. Oh, E devi fare l'acqua folle che la tua cucciata se non morirà che ci bagna la intera. vabbè, già mangi, sta questione. Io te la luce. Caro, non sa va a cangiare sta. Va a cangiare. Ai. Certe volte mi immagino da signoretto. Ma non me lo detto più a questo che mi stupa di più. Signoretto è un marino denaro. Tanto denaro. Sogno padrone di una casa grande, bella. Una tavola punzata, dalla mattina alla sera, piena di tante cose da mangiare, ma senza roba però. E io già a capotato, signore padrone. Come ci vedi? E me la Ora capisco perché un bocchiere a cavagliare. E certo, le braccia cadute come vuol fare. Perché niente. Sovente che ti dassi per poter essere dell'orecchio. Ma la vita da signore e da padrone. La vita di pascià. La coscia a capo. È una coscia.
pensavo, non credo per quanto fare. Che sono sciammato per dire queste cose? Parole sante, sta bella testa con il mio cuore pagherai dopo qui. Dopo 30 anni che non mi museo. Cara Sandra, la situazione è un frutto. Anche oggi si lecca. Io non ti apprezzo manco più le sole delle scarpe, sapete. Avevi stamattina che ferreo per fare pagare mezza giornata. Ma chi sta in questo servizio? Allora faccio pure io, che la faccio vicino, che se risultate ma pare. Non ti scoraggiare, passate per il la provvidenza cresce e io la speranza non la perdo mai. Sono sicura che prima o poi va a vedere la nostra casa. Aspettate l'aspetto. Ma che ci danno la provvidenza, credo? Certo, ora tu piena la porta. Sogno la provvidenza, ti stai portando tante denaro, tante soldi. La vita è destinata. Nanti come destinata a essere poco. E non potremmo cangiare. E come si dice? Un ascetone non può volere guardare. Lui, tu piano. Ma come può essere una scusa? Io non provvidenza. E voi guardateci, scusate, pare con che noi può essere andare a fare. Capito? Qui è. Lui lo sentiste, un telegramma. Vergine santa, che può essere lui? Sicuramente si sbagliava. Non andare a un telegramma. Sbaglio c'è. Ma che mi fa? A me fanno stare. Ancora vado all'ungariano. Ma sarà potuto usare la provvidenza che non ha dato qualcosa. Buonasera. Buonasera. Famiglia Cornuta, Sì, Nanni, sì. c'è un telegramma. Sì. Ma c'è da mettere una firma. Sì, siamo la pena che ce la mette. Con la penna. Ma che c'ha a mettere tu? Ma tu scordarsi non sa scrivere, tu la mia ce la metti qui. Ma come ce la va a mettere vostra a quest'età senza occhiali? Samo che ce la metto io, mo. Dunque, non c'ha niente di poi se mi faccio dire la fine, va. Aspetta, mi metto un Arrivederci. No dai, arrivederci. Ma a vedere tutta sta scena io. Come andare a leggere questo telegramma? Se manco sanno scrivere il proprio nome. Tomaccio. E chi c'è dietro? Lì c'è la C e la H. E se leggi Chiede che? di chi minchia facendo così. Siete pronti? Prontissimo. Però senza correre, se non ci capivo bene. E c'è che c'è legge un romanzo. Ma questo è un telegramma. Io, che sono letterato, istruito, vi spiego che telegramma significa parole nette e corte, se no ci scrivevano una lettera. Quindi telegramma, parole nette, corte e picca. Ho capito, vero? Dimmo che si spia, c'è stato queste cose in tutto. Ma ora non devo andare più, ricordati, allo scecco, casa Anna, non male, manco una linea. Perciò dici tu.
significa scomparso. Scomparso significa camorse, morì. Attesiamo così. Oh, buon'anima! Ma non ce l'hai a vedere dove si ruba che morire a scetà? Ma quale meschino, ma quale meschino, ma quale meschino? Ma già sta a campare. Ma capiere sta che si mette su cristiano? Magari ci potesse arrivare io a 80 anni. E tu sicuro che ci arrivi, questa bella vita che fa? Anante picca una vita. Quando prima andiamo, ma facciamo corna la moglie. E tu caro. Basta fugare! Va bene, va bene. Va continuiamo. Continuiamo, avanti. I funerali saranno giorno 15 di gennaio. Stop. Alle ore 3 di dopo pranzo. Stop. Nella chiesa dello Rosario. Stop. La vostra nipote è venuta. Stop! Oh, Papà! Ma va bene una cosa. Questo zio Ortenzio che io manco sapeva che esistiva. ma rende lontano via. Ma non ti credo però. Non abbiamo usato un po' dei rapporti. Non abbiamo rispettato mai. Da afflorare che manco sapeva che era malato. Sapete una cosa? Evelina, pure. Veramente manco me l'ha raccontata io. Ma quindi che essere la nipote che ci faceva compagnia. Perché papà con sua mamma ci morirono con una disgrazia quando non era lui. Siccome che suo cane era solo, se la pigliava per figlia di sangue. Papà, bello il tocco di santura la mano. E che bestia, siete sparatati. Ah va, senza babbiare queste cose. Io non avevo cangiato manco discorsi. Io voglio sapere se è vero che sul defunto zio Ortenzio. Chi era sta parolaccia incongiuriata con la capevo? Defunto, vuol dire casprega, se Sì, all'anno, così già va a fare capire. A certo che insieme a poter solo per un manicomio. Tra domani solo mi capite. A meno male che vi spiego io qualcosa. Defunto vuol dire che prima c'è e ora non c'è più. Comunque, torniamo al discorso di prima. Perché ci mangiamo a tutti si terrena e tutti si grandi. Però non mantenere su piede. Da con le sorte non si pappiano. Oh, Rosa da Signore, di sta povera casa non ti ha interessato mai vedere. Anche se ne vuoi comunicare le case, ma sbagli c'è. Vero, grana Nadia so peggio quasi, ma per Nandi ne c'è. Nandi, tu sei ereditato, ti dà sì tu proprio. Scoppe, ti scorso tu. E magari non voglio fare la voce dell'anima sua. E chi sa sai, visto come non abbiamo rispettato magari. ah no, ma lui è vero che ci sono tutte queste grane. E io non ne saputo niente. E vedete per te? Nanni, Giuco, non c'è già tempo, no, come te l'hanno a fare capire? Ma che puzzo crederia che sto Maziano, sto Maziano, era più segreto. Ma che credo che non sapeva che Nanni si nella povertà. No, ma non aiuto una bugia dare. Siamo parenti o no? E lo sangue sempre chiama. Ma quale sangue è parente? Che non è accampato solo vede accampato. E poi era fosse sordo, mai e qua mai, perché sempre lo sangue conosciuto lo chiamava. Lo è, però ci vuole cosa. E non già con tante grana e non ne caga sta morendo di fame. Non è con già tanta rellina che ne fosse capiantemmola, chi era tutta vederma? Ora ti sta ricordando di Nanni.
venne una pensata straordinaria, ascoltate. Ma che sì, è appena pensato come fa pure il scalo. E quale non sulle pensate tue? Un anno ne testa di puta, prendi di cumattina. No, povero cuore mio. Me lo sentivo un po' reale, già balla. Forse che mi stava scoppiando, amore. Oh, Vergine Santa, come mi spuntavo la vita. A vagamente c'è. Maria che siete esagerate e spettacolose. E tu la tremamuzza proprio ora col morire. Ora che avete un bello, così se ne muovere. Ma figlio mio, ma che dice? Ma sicuramente nessuno ti dice. Ma mia mi sta parendo tanto che è da strano. Non credo che te ne l'hanno presa, quello che cammina per Canadò. Aiutami. Papà, se funziona sta pensata, da domani sarà servito a tavolino e con tanto del rispetto. Nessuno è malato. Nessuno ce la prende. Ma sicuramente avete chissà due. Come si chiama? Ma chi che ne è? Chissà come avere. Signore, scansatene. Dai, meglio che forse vai a chiamare un dottore. Non ne va. Prima cavalchiamo il dottore. Stiamo a parlare. Ecco capisci. Va bene, c'è bisogno del dottore. Parla, perché fanno le No, cose. Avvisi, però che hai fatto? Papà, sto mazziano che mi ha tutti questi soldi, ora che morire. Quando così, a quale da stare? Il giusto regola ed è inereditato tutte cose. Visto che l'ha servuto con un padre e capo era l'unica nel punto di re. Aspetta, fino al caccesimo, giusto? Ma Evelina, quanti anni potesse avere? Da 35 anni. Io mi dai 30 e lo discorso prima. Papà, mi sta benente se tu Evelina è maritata? Maritata Evelina? No, sicuramente no. Perché le parti erano caite a badare solo hotel. Comunque ora morire, sicuro che lo primo che ci capita sorpresa per mare. Che va a fare sulla nemmeno catalana. Ma casa lo bene. Ora che lo mangiamo con lei, chi sta sola, senza impegni, libera, vero? Boh, non ce ne c'hai capito più niente. E non che mangiamo, ma... Ed ecco il corpo di scena. Oh, aiutami a capire. Chi sta tu con Evelina? Ora che sta sola e senza impegni, è libera, si può maritare. Certo che non va a maritare la creatura. E cucù! A tutti! State buona! Cosa sente buona? Ascoltate. Io domani parto e la vai a per farci le condoglianze a nome di tutta la famiglia. Ma appena ricordare, sogno sicura per restare allocato dalla sua bellezza. Ma così, ci comincia a fare la morte. Perché mamma, sogno sicura, io stessi come una stella. E io quando mi dico bello boleto, la figura la faccio. E questo del tuo madre piace. Papà, sarò il primo uomo della tua vita. Sogno sicura che adesso tu, chi sta manco ha conosciuto un maschio, non ne sa niente. E io le farò conoscere le gioie dell'amore. Adagio il posto, con corre da tante giovane. Ma perché papà? Ma che puzzo sperare è già? Che puzzo sperare? Amore, bellezza e denaro. Che state chiesto? Bene, prosita avevo a puntata del cuore. Aramina. Ma perché papà?
Ma non lo capisci che Cristo è l'unico modo per nascere da questa povertà? Io sono disposto a qualsiasi sacrificio, non a maritare. Ma mi sta dicendo, mi sta dicendo? Prima che capite queste cose, starete allo specchio, famiglia. Perché che c'è? Tu appartieni a una famiglia povera, arrivaste alla quinta elementare, te la pure cose, non te la fai parlare. Ma dimmi una cosa, con quale maschera vai a rappresentare davanti a Ederina? Sicuramente mica tutte le granatiali a essere una veramente alleggiata. Tu pieno. Non credo che la provvidenza che ti è sfruttata per fare qualcosa. Sarà vero. Secondo me se mi ha pigliato tale grado. Almeno mai non mi aveva dato la parola delle converse la vedo. Subito vecchio! Non mi sento! A quale provvidenza? Chi sta la disgrazia? Ma devo sempre in giro con questo cataplasma. Fino a quando piove. A farlo veloce come scriccano, per favore. Mi calmo per più piccolo, ma fra tutto che fare a bere. La signora sicura? Aspetta, stavo innocente, quando ti sta detto mamma, non lo passare pieno, non lo passare pieno, non lo passare pieno. Senti, ma domani non la sarà bene. Magari. Sono sicura che già fiducia della moglie, che sta sempre in arriva alla finestra, va bene avere un postino con la verità, e ora si presenta. Vecchia magica, quando la sento parlare, ma più fa una cosa accade, la urca dell'arma, è più forte di mia. Solo la sua voce mi fa venire un giorno da cedere. Stai indagando. Però fatti prima. Che c'ha? Prima che ce l'ha, io non vai bene, faccio un disastro. Guarda, ti stava dicendo, che se cominciano a sbagliare a parlare, le figlie li fa sotto il cuore, senza prevenzione dei peccati. Perfetto. Avanti, già dite, non ci va. Ma che fa? Ma può essere che ogni volta che metti bene che è da accomunare una? Ma tu hai parlato e già è meglio che parli, specialmente sa parlare sta lingua straniera. E fammi la cortesia da quando metti bene caida a parlare con un imbarano sciavate, se no dentro qualche. Ah, Oh, a casa tenere. lui è! Tutta la facendo! Tutta la voce Oh, quando affezionata già bella ma cognata. Un passo ognuno come viene a trovare. E mi piace che quando viene in casa si mette sempre un capito. Se cosa festa come fa a dire a Mattiana Mogliano. A meno male che stiamo vicini, che se faremo lontani, facciamo tutta via comunale, faremo un tre di coppie, fare. Ma che fai le altre persone, no? Certo, te, ma te faccio io. Vedi che bella fogliente che ha tuo marito? Pensare che abbiamo desiderio di vederle. È tempo che ci siamo, mi escono fuori. Avanti da rialzare non ne vedina, sbaglio, arsi la mangiaste bocca. Paolo, chi ci fu? Ti conviene che ma tu parli come ti hai imparato a fare. Ma cosa vedessi tu la montata? O forse in un quartiere capace si parla nella lingua? Così non capisce niente. Come te lo do, un mestiere là, fallo scarpare, giù, e sto mestiere c'è il re. A cucchiaio domani. Anzi, ma faccio soldi alla cucchiaia. E perciò, se uno sapere l'importante è parlare in italiano, lo fanno fare. Ragione avere cose. Io travaglio e mi faccio un
pietre nuove e le clienti non mi mancano. E sono solo io che mi porto scarpe da aggiustare che ne avessimo a sbattere in tempo lo guadagno. Insomma, lui, proposito, te la facessi la candidateria per cercare cavallo poi. E che fa lo sconto ora magari? Ho capito, anche oggi. E qui, perché non mi viene a travagliare niente? E certo, magari con tutto il travaglio che ha ti riesci io le sodura, mentre invece che sono le scarpe. Ma mica nave ne fare stava la vita. Se io ne va più corto sta a fare, anche Nati non ha cominciato a parlare italiano. Che? Che è sta storia? Che? Ma di quale fare parli? Ecco, Cercaci da comunale di sapere di cielo. Paolo, che tutto è mio. Ci metti. Sì. Vabbè, non vi preoccupate. Ma se le cose neanche più soggiorno, anche per quando ci deve essere qualcosa di mangiare. Io penserò per tutta la famiglia. Oh, quando è qui questo matrimonio. Quando non si pensa di essere un giudice del mondo. Quando era ammazzata, venne venire il calo Busteno e avvia un telegramma. Oh, signore, è giusto, italiano se chiede queste direzioni. Ma se si sempre una scopetta puntata. Ma dico mai che sta ingastata la zitta, mai. Ma stare attento, vedi che non dare le piede. E pure oggi può venire tu a mangiare e bere al tuo Facchina, è maleducata con te anche. Vedi che mi sto finendo ora. E prima che non sta un po' di variante, non insegnare a parlare bene, per la cognata con te anche. Facchina è maleducata, via. Oh, perché non ti è asciuta? Dolce che è. La verità da brucio, la mia serena brucia. È pizza che è. Senza tu parlare al tuo figlio con me perché vuoi figlio? Sta Basta, ora basta. Giro che c'è. Basta, non mi dire che si fa bene ogni volta. È mai possibile. Ogni volta che siete insieme vado a affezionare come va tu. Basta. Che famiglia bella affezionata che hai. Ne pucciucchione. Oh, eccola da finire pare se visto che ora ma cominciare a avanzare grave. Va bene? Mi insegnare a parlare con gli altri. Ma se sempre dopo mi vedi come vado a dire a me a cagare? No, vedi che c'è? Ma lei sta a stoccare l'anno, non vorrei che sta a casa. Sì, magari sia, ma può essere buona a dire sempre le stesse cose? Ma cangiatela magari una volta suonare. se tu ti becchi capittia ce ne vede. Ah, t'abbiamo pensato, Basta. È mattino. Ma insomma, volevo parlare un po' delle cose serie, ma è possibile? Oh. Bene che avete fatto così. Ah, la via lei qui, Oh. E che è vero che portava un telegramma? E che questo telegramma c'era scritto Camorino Giorni e non lo mandava, non poteva venire. Oh. Che fa lui? Voleo Orteggio. Che è un mio
Vedi telegramma. Che c'è caso? Io sogno lo giornale tutta la mia per tutta la famiglia. Lui, tutti i figli di grana cambiare, se ne da quelle là sta. In questo mattino, secondo me, se la fa portare tutta a voto. Te pare, te come era la faccia la via di portare via. Meno male come un gatto piscinente. A se non l'ho stata a voto. Proprio, vedrete con la scastigliana e la proprietà. E caccia la mutare di caccia, ma si da si ventua locale ti sa delle orecchie. Ci vuole un cazzo. Ma papà, diamoci un poco di logica. Domattiano, Murino si sorge per lasciare alla nipote, ai vedini. Io domani ci vado e ci vai e faccio le condoglianze a nome di tutta la famiglia. Uno appena arrivo a casa. Stare eventuale, basta, hai parlato già stato. Ma lo vedi come siamo un cielo di nani, queste cose? Nani, siamo sempre noi a sapere i vostri sta famiglia. Tu sta scappando, non è vero? Non esagerare la cognata, perché se no ti vedo la spallarata e caggiare la pressione. E tu, anche che ti sta interessando delle carte nella cosa della tua famiglia. Quando mi devo nelle tue cose. Chi sa cercare sempre? Non me la faccio così, ma perché da fare pigliare di vedere la signorina? Perché? Ma la volta della novità ascolta. È perché l'hai spuntata a saga, tu ancora a cambiare la via. Ma tu Evelina, ma come nate fatta a lavorare in ufficio? Sono mica bossia. Sogno sicuro, io chiamato la trasferta per parlare, sicuramente. E chi non sicuramente lo italiano parla, Sono sicura. Non ti preoccupare, tu Maria, parlare italiano. Arrivo già. Prima faccio parlare io e poi ci rispondo questa cavatura. Giusto? Oh. Giusto. Ascolta. È facile. Tu basta. Che tutte le le fa devi dare. Oh. E sogno pure io non li girare. Ma ci stanno bene a più non dobbiamo parlare. Lasciate qua, ci mandiamo delle gambe e basta. No, non è così. Ma lo ieri, lo caroso. Ma attendando ora solo poco magari, non vedi che è un uomo ormai? Ma te conosco se l'hanno mai tagliato sta lingua? E pure per la seconda volta siete ti sta interessando nelle carte delle malcoscione. Ah? Ah, ma basta. Ormai ho deciso, basta. Io non me ne parlo. E parto prima da qualche anno arriva prima di me. E se lo Signore mi aiuta, da domani la mia vita cambierà. Va così a così. Sarà gira d'amore, bellezze e denari questa cosa.